Fradis miei, non state a misclissare la vostra fede tal Signor, nostro Gesù Cristo, Signor de glorie, con preferenze per un o per l'altro. Mettin che gli entri in tune vostre convigne, un con un anel d'aur tal det, visto di lusso, e che gli entri anche un beat con tune monture fruiade. Se voi altri si voltais viers di quel ben vestute e diseis, sentiti colì tal mio puest, e diseis al beat, tu stai in pis laiù, o ben, sentiti colì da prov de gnos cagn. Non faseis o differenzias dentro di voi altri, e non diventais o giudizi che giudichin con tristerie? Ascoltate, fradis miei chars, Dio non l'hai scelto i puars di questo mondo per fare usiors in te fede e il res del ream che var impromettut a di che vuole ben? Voi altri si investit, oveis buttati di bande il beat. Non sono proprio i siors che us fasin di parons e che us trisinin denanda ai tribunai? Non sono proprio loro che blestemin il biel non che è stato clamato per zore di voi altri? Sicuro che se mettessi in pratica il più importante comandamento, secondo la scrittura, tu amarás il tuo prossimo come te in persona, o faseis ben. Ma se o faseis preferenze fra persone, o faseis un peccato e o seis condannato de les, come in che va contro de les. Perché quel che mette in pratica tutte le leggi, ma va contro anche un po' sol, alla ricciapassi la colpa di tutto. Di fatto, quel che la dit non sta a fare adulteri, alla dite anche non sta a copà. Per la quale, se non tu fai adulteri ma tu copis, tu vas contro de les. Fevelait e comportaisi come persone che hanno di essi giudicati secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza remissione, quindi di chi che non avrà avuto remissione. La remissione invece è vin sempre tal giudizio. Se zoviel mo, fradis miei, se un al dis di la fede, ma non la livoris, se fede arrivi e mo al salvalo. Se un fradi o un esor a son senza vestis e senza la bocciare di ogni dì, e un di voi altri surdis, lait in paz, stialdaisi e passeisi. Ma non usdai se che urcovente pal quarp, se zoviel mo. La stessa robe per fede. Se non ha livoris, ai muarte dal dut. Un investet al podares di, tu has la fede e io hai livoris. Mostrimi la tua fede senza livoris e io con i miei voris ti mostrerai la fede. Crodis tu che è un Dio solo, tu fasis ben, anche i demoni s'accrodin e si sgrisulin. Usto proprio savelo, om senza sentimento, semur che la fede senza livoris non val nuie? Abram, nestri pari, non lese forse stat fatius mediante voris, quanca l'ha offrit Isaac Sofì sull'altar? Vi odis tu mo, semur che la fede e tigneve su li sovoris, e che mediante voris ai state rifinite, e si è colmate la scrittura che dis, Abram ha creduto a Dio e gli è stato mettuto in conde giustizie e è stato clamato amico di Dio. Vi ho detto che l'uomo ha fatto just mediante voris e non dome mediante fede. Compagni anche per Rab, la sbrondine, non è state fatte just mediante voris, per via che aveva lozzato, che il calevin a esplorare, e io avevo mandato in daur per un'altra strada? Di fatto,
come che il corpo alle muart senza spirit, così anche la fede agli muarte senza livoris.